In genere acquistiamo in caso di necessità, non aspettiamo i saldi, però se dovesse esserci qualcosa di veramente interessante, allora sì. Siamo pronti. Avete già un budget anche? Ecco, non proprio diciamo, non No. proprio. Dipende dalla circostanza, dipende da tante cose. Abbigliamento? Più che altro abbigliamento, sì, abbigliamento. Siamo appena rientrati dalle vacanze, quindi non siamo ancora. Però qualcosa prenderete probabilmente. Ma penso di sì, certamente, sì, andremo a vedere in qualche negozio qua o centri commerciali magari. Il budget ce l'avete già? No, no, A sinceramente. seconda di quello che Di vedete. quello che troviamo. Soprattutto abbigliamento o altre categorie. Soprattutto abbigliamento, uno zainetto che devo cambiare, stavo appena dicendo, uno zainetto che devo sostituire e poi dipende da quello che si trova. Non ci penso proprio per Perché? adesso. Poi se capita che trovo qualcosa di interessante sicuramente approfitterò. Andrà per vetrine da domani? Sì, dai, sì, bisogna girare un po' e vedere, guardare. Che genere di articoli? Sportivo, casual, veloce, le cose veloci, sì, sì. Non va- Ha già anche un budget? Non lo so, quello che vedo mi ispiro, compro. Sicuramente saranno cosa 100 euro, 200, non lo so, staremo a vedere. La marca è pronta per i saldi invernali. Alla vigilia dei tanto attesi sconti, Federmoda si attende risultati migliori di quelli dello scorso anno. Dopo un 2023 in cui gli acquisti non sono decollati come si sperava, quest'anno si prevede un aumento tra il 7 e il 10% rispetto all'anno scorso. In tutto il Veneto si stima una spesa personale di 145 euro, mentre le famiglie spenderanno in media 310 euro. Sui saldi invernali, dunque, sembra allungarsi la scia positiva di un dicembre vivace, dopo un ottobre e un novembre quasi disastrosi a causa di una condizione climatica che ha disincentivato l'acquisto di ogni capo caldo. Federmoda fa sapere che sulla ripresa dei consumi stanno influendo la crescita dell'occupazione, l'arresto dell'inflazione, nonché la tregua sui prezzi dell'energia. Dati incoraggianti secondo Federmoda, balsamo prezioso per i conti in affanno del commercio di prossimità.